Eccoci ritornati nel nostro spazio di approfondimento con i nostri ospiti. L'ospite questa volta non può essere qui presente in studio, però abbiamo il piacere di averlo qui con noi collegato. Allora, vi presento subito il primo esperto. Ben arrivato Elio Guastalli, che è responsabile del progetto Sicuri con la Neve. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'interesse che ci date. E quindi parliamo di una collaborazione importante tra il CAI e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Italiano, è corretto? Sì, è corretto, peraltro il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è un'emanazione del Club Alpino Italiano e ne fa parte a tutti gli effetti. Ecco, da questa collaborazione, lei naturalmente è sempre molto operativo e attivo, infatti la ringraziamo di dedicarci del tempo, nasce anche un progetto importantissimo, perché ben sappiamo che con il cambiare delle stagioni anche le passioni di moltissime persone si adeguano alle opportunità che vengono offerte, soprattutto dai percorsi di montagna, dai tanti sentieri e non solo, dalle zone anche collinari, però con la stagione fredda ci sono alcune insidie che possono diventare anche più pericolose che non durante le stagioni. Anche se devo dire che leggendo tutti i comunicati che arrivano soprattutto all'inizio della settimana, in qualsiasi periodo dell'anno, ai noi ci sono tante persone che incappano in difficoltà, in incidenti che poi vedono coinvolti il corpo di soccorso alpino speleologico con dei mezzi di dispiego di tantissime energie e con grandissimi rischi. In montagna poi con la neve la situazione peggiora, ci sono scivolamenti, ci possono essere slavine, valanghe, ci può essere il manto nevoso che diventa ghiacciato, l'ipotermia e tanto altro ancora, e magari insidie nascoste proprio con la neve. Di questo vogliamo parlare, darvi quindi istruzioni di comportamento corretto per evitare grossi problemi. Però c'è un'altra cosa importante, si è svolta 2 giorni fa, domenica sostanzialmente, questa giornata nazionale di Sicuri sulla Neve. Ci racconti un attimo di che cosa si tratta, i primi report che ha avuto, poi lei ha partecipato a una delle tantissime, decine di iniziative sul territorio nazionale, 12 le regioni coinvolte. Prego. Sì, è così, il progetto è intitolato Sicuri in montagna, quindi una montagna che va amata, frequentata, in libertà ma con tanta consapevolezza sia d'estate che d'inverno, facendo quello che uno ama fare, sempre, però lo ripeto perché non mi stuferò mai di ripeterlo, con un giusto mix, un giusto equilibrio fra passione e prudenza. Come diceva lei, domenica scorsa abbiamo promosso, come oramai da 23 anni, quindi il progetto non è nato proprio ieri, abbiamo promosso, dicevo, la giornata indirizzata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale, che chiamiamo Sicuri con la neve perché la neve ci sembra ancora, ahimè, meno, sempre meno, che sia un po' la cartina di tornasole dei nostri inverni da passare in montagna. La giornata di domenica scorsa ha interessato esattamente 35 località sparse su tutto il territorio nazionale. Territorio nazionale vuol dire dal Piemonte al Friuli fin giù in Sicilia. Anche sull'Etna c'è stata una manifestazione. Lo scopo è quello di lanciare un messaggio con i concetti che già le dicevo prima, insomma. Noi siamo tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, ma siamo prima di tutto amanti della montagna. Io, un po' scherzando, se mi permette, a volte dico che sono ammalato di montagna ed è una malattia dalla quale non voglio guarire affatto, ecco. Poi ci dedichiamo sì anche a fare soccorso per quello che possiamo e a parlare di prevenzione. Il Club Alpino Italiano, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico hanno la prevenzione come obiettivo statutario, ma direi di più, come obiettivo, dico, culturale, perché è proprio questo che cerchiamo nel nostro piccolo, perché ahimè i problemi per il soccorso alpino sono poi gli interventi, i problemi primari finiscono sempre sugli interventi a causa degli incidenti che purtroppo non mancano. Ecco, nel nostro piccolo ci dedichiamo a diffondere questi messaggi di attenzione, quindi noi facciamo informazione
Nei nostri eventi, se poi avrò modo, vi racconterò anche qualcosa magari di esempio e di pratico. In questi nostri eventi coinvolgiamo appassionati spesso anche alle prime armi, parlando di montagne, parlando di tutte quelle accortezze che possono fare la differenza. Per esempio, andando sul concreto, quindi, Per o esempio errori siamo che... ancora... Mi dica. No, oppure errori che lei riscontra che vengono commessi per leggerezza, Sì, mancata di errori. È conoscenza. chiaro che quando le cose non vanno bene in montagna, così come in altre situazioni, sul lavoro, per strada, è chiaro che vengono commesse degli errori, delle disattenzioni. Insomma, quando le cose non vanno bene, è chiaro che qualcosa non ha girato per il verso giusto, e questo succede chiaramente anche in montagna, è ovvio questo, no? Nella stagione invernale, lo accennava lei e lo accennava giustamente, spesso le cose si complicano perché diversamente dalla stagione estiva abbiamo, ad esempio, ma sono solo piccoli esempi, abbiamo dei fattori che entrano in gioco cambiando un po' le carte in tavola. Il freddo, quindi il problema dell'ipotermia, il ghiaccio, la neve trasformata, il verglas, quindi il problema delle scivolate. Cosa dire? Beh, si va presto a spiegare che un sentiero che d'estate può essere percorso con una certa tranquillità, d'inverno può cambiare faccia in modo anche molto repentino. E da lì tutte le attenzioni del caso. Perché? Perché il problema delle valanghe è un problema importante che non va assolutamente trascurato, ci mancherebbe. Bisogna fare tanta prevenzione e tanto lavoro sugli appassionati che amano andare in neve fresca. Ma il problema delle scivolate e il problema dell'ipotermia, così come purtroppo alcuni incidenti recenti ancora una volta hanno messo in luce, Sì. no? Non sono da meno anche in situazioni, io direi, non così alpinistiche. Mi spiego, anche in situazioni dove l'escursionismo è quasi un escursionismo, chiamiamolo turistico, per capirci, quindi su terreni anche Molto non semplice. così complicati da un punto di vista orografico. Ahimè, l'ipotermia può creare brutte situazioni, Ecco, generare complicanze non trascurabili, così come le scivolate, così come le cadute da sentieri esposti. ecco, le chiedo questo, proprio per l'ipotermia, che tipo di consiglio si sente di dare? Portare nello zaino un ulteriore pile, maglia, oppure ci sono qualche cosa che si può portare che poi riscalda, visto che la tecnologia consente anche questo? La, te- la Idem. tecnologia aiuta, nel senso che i nostri padri o ancora i nostri nonni, rispetto a quello che abbiamo a disposizione noi in termini di attrezzature, in termini di abbigliamento, poco avevano allora. Forse avevano anche un po' più pazienza e un po' più saggezza, ecco, e chissà. Noi abbiamo tanta tecnologia che però non deve essere veicolo di illusione di sicurezza. La tecnologia aiuta e va utilizzata con criterio e con ponderazione. Prima stavamo parlando di ipotermia e volentieri ritorno lì. È chiaro che l'obiettivo in montagna è sostanzialmente quello di ripararsi dal freddo, e per ripararsi dal freddo è necessario prima di tutto rimanere asciutti. Asciutti, si fa l'esempio della cipolla o quindi del vestito a strati. Oramai abbiamo degli indumenti, quindi dei materiali, intendo dire Sì. tessili, di altissima efficienza. Sostanzialmente dobbiamo utilizzare dei materiali caldi sulla pelle e nello strato esterno, fino ad arrivare allo strato più esterno, quindi quello a contatto con l'atmosfera, che è chiamato, noi lo chiamiamo guscio, che deve avere, e i tessuti oramai ci sono e sono tutti tessuti di altissima performance e garanzia, deve avere
la possibilità veramente di creare uno strato resistente non solo al vento ma anche all'acqua. E poi, e poi, eh, e poi è lo zaino che può fare la differenza quando magari inaspettatamente le cose non vanno e si è costretti anche a dei ritardi o peggio ancora a dei bivacchi inaspettati. Lo zaino fa la differenza perché lì la regola aurea è una contraddizione, tanto leggero quanto capiente per avere tutto ciò che è necessario. Uno che è capace di mettere d'accordo questi due obiettivi insomma, è bravo, no? Quindi Perché bisogna... poco peso, perché il peso non va bene in montagna, ma tutto quello che serve, ad esempio un abbigliamento di ricambio asciutto da lasciare in una tasca, in un sacchetto di cellophane, perché in montagna può capitare anche di essere soggetti ad acquazzoni e via di seguito. Cambiarsi e rimanere asciutti sulla pelle è una cosa, per quanto riguarda l'ipotermia, veramente importante, veramente fondamentale. È il primo approccio per evitare dei guai. E non ci si pensa a volte, quindi ricordarsi di preparare anche nelle cose più semplici uno zaino un po' attrezzato, non pesantissimo come dice lei, però attrezzato per l'imprevedibile, perché se anche una slogatura può comportare l'attesa dei soccorsi, attesa che magari può essere anche molto prolungata, il soccorso può arrivare anche all'inizio della notte, perché io vedo tanti interventi che poi riescono a portarli a termine intorno alle 21, alle 23, a seconda della zona impervia dove uno si trova, a prescindere che sia alta montagna o meno, è così? Sì, è così, dicevo e ci ritorno se mi permette un attimo, non deve essere un patema quello di ragionare e di prepararsi per l'imprevisto, però non possiamo tralasciare a priori la necessità di dover affrontare anche queste piccole situazioni che ahimè capitano. Il soccorso alpino su tutto il territorio nazionale ha raggiunto, mi permetto di dire, dei livelli di organizzazione insieme al sistema sanitario di urgenza ed emergenza veramente molto molto efficaci, no? Tanti interventi, non tutti certo, ci sono delle limitazioni, ma tantissimi interventi, più della metà, vengono risolti con l'uso dell'elicottero del sistema sanitario di urgenza ed emergenza. Però rimangono ancora molti i casi dove per condizioni climatiche, perché il volo notturno in montagna è ancora qualcosa di estremamente complicato, anche se si sta lavorando in quella direzione lì, lei capisce che tantissimi interventi oggi e anche domani rimarranno ancora d'appannaggio delle squadre a terra. E lì i tempi necessariamente sono prolungati. In alcune tipologie di incidentistiche invece il tempo la fa da padrone, perché ad esempio per quanto riguarda la stessa ipotermia di cui parlavamo, per quanto riguarda il travolgimento da valanga, il tempo è tiranno. Lì Assolutamente. bisogna fare dei ragionamenti altamente specifici. Per le scivolate, cui faceva accenno lei, oppure anche per cercare di evitare di finire quando c'è la neve fuori sentiero e quindi naturalmente che non c'è campo col cellulare, essere poi individuati o riuscire a capire la geolocalizzazione, eccetera. Ci sono delle stratagemmi che si possono adottare, che voi consigliate vivamente proprio? Stratagemmi, consigli e tecniche efficaci. Bisogna preparare la gita. Se non si è esperti, condividere l'esperienza con qualcuno che l'esperienza già se l'è fatta è un buon viatico per arrivare in modo ponderato ad acquisire delle competenze. Insomma, in montagna non è una buona cosa inventarsi, no? Ci sono le sezioni del CA, gli istruttori, gli accompagnatori, le guide alpine e quindi la montagna va avvicinata, tanto più parliamo di una montagna, mi permette di dire, impegnativa, anche severa, perché quello è l'ambiente montano, come tanti altri ambienti naturali, no? Ecco, l'avvicinamento deve essere maturato in modo lento e consapevole, ok? Poi sapere dove si va, preparare la gita, ascoltare il bollettino meteo, ascoltare il bollettino nivo meteorologico per il periodo invernale, no? Avere costantemente la consapevolezza di dove ci si trova,
al di là dell'uso di una bussola, altimetro, carta topografica, GPS, Ah, sì. cellulare e via di seguito, ecco, è la consapevolezza della persona che deve fare la differenza. Ci sono strumenti che abbiamo appena nominato, ecco, un GPS, un telefono cellulare, che possono aiutare ed aiutano in caso Assolutamente. di necessità. Ma Certo. attenzione, la prevenzione e la consapevolezza noi dobbiamo giocarcela prima che succeda Mm. l'incidente, perché, e questo già lo diceva lei e ha fatto bene a ricordarlo subito all'inizio di questo passaggio della nostra chiacchierata, spesso e volentieri in montagna non abbiamo campo. Il soccorso alpino e il CAI da anni ha uno strumento efficace di tracciamento che è GeoRescue, ci Che sono cos'è? per Dio altri strumenti, però non dobbiamo affidarci ciecamente, ecco, a queste applicazioni che aiutano, sono efficaci, ma non sono importanti, così importanti per evitare che ci succeda qualcosa che non va, quindi un inghippo, quindi un incidente. Agevolano l'intervento del soccorso alpino, questo senz'altro. Ecco, magari adesso non lo so, dico, magari diventa assurdo, siccome poi col freddo il cellulare tende a scaricarsi molto rapidamente, portarsi una ricarica, no, una ricarica, un caricabatterie portatile potrebbe essere utile, perché altrimenti ci si trova anche isolati dopo un po' di ore al freddo, può essere o no? Ma io credo che in montagna noi dobbiamo dare per scontato di rimanere isolati, magari anche per lunghi periodi della nostra giornata. Ripeto, avere la presunzione di essere sempre in montagna, in luoghi coperti dalla rete telefonica è una presunzione secondo me abbastanza fuori luogo, no? E È anche il bello e il importante avere fascino il della telefono. montagna, no? Come? Dicevo, è anche il bello e il fascino della montagna. Ma è evidente, e noi vogliamo rivendicare una montagna da vivere in libertà, però vogliamo pensare ad una libertà complementare alla nostra responsabilità personale. Quindi libertà per il soccorso alpino non vuol dire andare a fare quello che si vuole, no? Al di là di qualsiasi ragionevole prudenza. Tutt'altro, è esattamente il contrario. La libertà è un veicolo, è uno stimolo alla responsabilità delle persone e quindi ritornando al telefono, ovvero il cellulare, portiamocelo sicuramente, però facciamone un uso corretto e ponderato. Ad esempio, ma sono veramente banalità, arriviamo ad un passo, tiriamo fuori il cellulare e controlliamo se lì abbiamo campo. Dopodiché scendiamo in valle, magari siamo in un angolo buio. Succede qualcosa, mi basta ritornare dove ho controllato ad avere campo per riuscire a lanciare una chiamata. Insomma, durante la giornata cerchiamo di essere un po' interattivi con il nostro cellulare e con la possibilità di trovare campo e quindi ricezione. Piccole cose, ma a volte fanno la differenza. Assolutamente. Per quanto riguarda le azioni che avete svolto sul territorio, di che cosa si è trattato? Perché poi voi avete puntato molto anche sul discorso delle slavine, delle valanghe, anche perché possono a volte essere scatenate proprio dall'imprudenza di persone che vanno a passeggiare, camminare, fare sci alpinismo senza rendersi conto che poi smuovono il manto nevoso che non si è consolidato. Sì, lei sta già dicendo tante cose non solo interessanti ma fondamentali perché le cose che ha appena detto fanno parte esattamente dei discorsi che noi facciamo relativamente all'incidentistica valanghiva, no? Io direi che sono proprio questi anni così avari nei periodi di inizio inverno di neve che rischiano, e forse potrei evitare anche di dire che rischiano, ma generano tanta smania, tanta voglia di fare e quindi alle prime nevicate, anche se il manto non è ben assestato, non è trasformato, la gente va perché sente questa smania di non perdere l'occasione, no? E infatti, ahimè, anche quest'anno un po' di incidenti sono già successi, purtroppo, no? Poi, parlando di valanga, noi dobbiamo dire, riconoscendo quali sono gli ambiti dove dobbiamo ragionare facendo prevenzione.
E gli ambiti non sono solo quelli a carico della ricerca con ARVO, ovvero dell'autosoccorso, ma sono soprattutto quelli che devono arrivare prima, sullo studio del percorso, sull'ascolto del bollettino niveau meteo, questo senz'altro, no? Quindi che grado di pericolosità in quella zona viene dato, ma poi sullo studio del singolo pendio, perché la valanga non si stacca in una regione ma si stacca sul singolo pendio. E lì le valutazioni, che non sono mai facili, diciamocelo, non sono mai semplici, comunque le valutazioni e la conduzione del gruppo per evitare dei sovraccarichi va osservata scrupolosamente, perché non possiamo parlare in assoluto dicendo tutte, perché non sarebbe vero, ma di fatto quasi tutte le valanghe vengono staccate da chi sta transitando sul pendio, insomma, no? Certo, e voi siete dotati anche di una tecnologia all'avanguardia, di una sonda, oltre che dei classici strumenti per trovare le persone disperse? Allora, in valanga quando succede il travolgimento, la prima pagina che si apre per il soccorso è l'autosoccorso condotto dai compagni che non sono travolti, e questa è una fase essenziale, fondamentale. Dopodiché parliamo di soccorso organizzato. Tenga conto che nel periodo valanghivo sugli elicotteri del sistema sanitario di urgenza ed emergenza, oltre a un tecnico del soccorso alpino, c'è anche un'unità cinofila, quindi significa conduttore con cane, no? E questo è il primo mezzo che viene mandato sempre se il tempo, ovvero il meteo, lo permette, e questo è il primo mezzo che viene mandato sulla valanga. Dopodiché si aggiungono le squadre e li trasportate, se c'è la possibilità, o ahimè a piedi, ma capisce che i tempi vengono dilatati. Chiaro. Per fortuna, non dimentichiamolo, il soccorso organizzato ha avuto in valanga volentieri e tante volte esiti favorevoli, ma tante volte i tempi, che sono talmente tiranni per quanto riguarda la sopravvivenza del travolto, ahimè non permettono al soccorso organizzato di avere dei successi. Fra le tecnologie del soccorso organizzato c'è chiaramente, lo dicevo prima, anche l'unità cinofila e tutti i vari sistemi di rilevamento, non solo attraverso l'ARVA ma anche attraverso altre strumentazioni, no? Fino al sondaggio fine. Certo, questo è importantissimo. Guardi, il tempo è volato, mi farà piacere poterla avere ancora mio ospite, nostro ospite, perché le cose che dice sono estremamente importanti, immagino che per voi sono fondamentali e di consuetudine, ma per tutti non è così. Io la ringrazio, le auguro buon lavoro, buona serata, grazie alla sua anche iniziativa molto importante. Salutiamo Elio Guastalli e speriamo di poterla avere ancora con noi. Quando vuole, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori e buona montagna a tutti. Grazie, anche a lei che so che è un grande appassionato. Grazie molte e buona serata. Cari telespettatori, vi lasciamo il nostro ospite, a voi lascio la pubblicità, poi ci ritroviamo insieme per altri approfondimenti e altre interviste.